Istituzioni e sindaci accanto a Castellino, primo cittadino di Palma di Montechiaro, oggetto di pesanti intimidazioni. Oggi una manifestazione a sostegno dell'uomo e del suo operato. La protesta degli agrigentini ieri per la legalità, l'etica e la trasparenza nelle scelte politiche al comune di Agrigento. Il sindaco impegnato altrove non c'era. Ida Carmina, il progetto dell'aeroporto di Agrigento allo studio del MIT, poi la parola passerà a Salvini, appello della deputata pentastellata, non sia oggetto di campagna elettorale. Impietoso servizio ieri di È sempre carta bianca di Rete 4 sull'ospedale di Agrigento, consegna all'Italia un'immagine pessima della nostra sanità. Il 9 maggio l'inaugurazione del parco, un altro modo per celebrare la luminosa figura del giudice livatino come esempio di legalità. 25 aprile, Siculiana ospita le celebrazioni, siti archeologici e musei aperti al pubblico, la sicurezza sulle strade nei consigli dell'ANAS. Ai nostri microfoni l'avvocato Quattrocchi e lo storico Biondi ripercorrono la figura di Emanuele Macaluso. Premio Buttitta, sezione giovani, appuntamento il 29 maggio alla Falcone Borsellino di Favara. Bentrovati dalla nostra redazione, apriamo con Palma di Montechiaro, legalità siamo con te sindaco, il titolo di una manifestazione che stamane ha visto in tanti sindaci e istituzioni al fianco del sindaco Castellino, oggetto nei giorni scorsi di pesanti intimidazioni. C'era Arturo Cantella. Sindaco, oggi una manifestazione di Palma di Montechiaro in suo sostegno per dire no alla violenza e agli atti intimidatori. Stiamo vedendo tanti ragazzi, la società civile, gli studenti, il mondo della Chiesa, tutti a manifestare verso di lei con tanta solidarietà e con la schiena dritta andare avanti. Grazie di cuore a tutti. È uno dei pochi casi in cui ho difficoltà a trovare le parole, perché riempie davvero il cuore vedere tutti i colleghi sindaci, le istituzioni, gli studenti, la società civile, i dipendenti, tutta la Palma vera, la Palma composta da donne e uomini onesti che amano il proprio paese, si alzano la mattina e vanno a fare il proprio dovere. Palma come non mai sta rispondendo unita e io sono orgoglioso ed emozionato di così tanto affetto, perché la battaglia la dobbiamo condurre insieme contro chi vuole riportare Palma indietro nel tempo, contro chi vuole riportare Palma nelle tenebre. Palma ha scelto la luce e oggi lo ribadisce. Di questo processo io sono un umile ambasciatore, perché rappresento, ed ho il privilegio di farlo, le persone oneste, le persone per bene, che sono la quasi totalità delle mie città. Non ci possiamo fermare, dobbiamo andare avanti, perché siamo in tanti, siamo la Palma che merita un futuro diverso dal passato triste che abbiamo avuto. Margherita La Roccaruvolo, presente oggi a questa manifestazione, ha voluto dare anche lei il suo contributo? Penso che sia fondamentale l'unità in momenti come questi, lo dico anche per avere a mia volta ricevuto minacce da gente balorda che non ha il coraggio di dichiararsi. Oggi il sindaco Castellino meritava di essere, assistito e sostenuto da tutti i colleghi sindaci della provincia. Siamo qui per esprimere solidarietà a lui e con lui a tutta la comunità palmense. Un atto dovuto, ma è anche un atto in cui crediamo tantissimo. Oggi i sindaci siamo tutti in trincea, abbiamo tutti problemi, a volte e spesso non legati alla nostra attività, ma cose che ci ritroviamo per problemi endematici, e dare un senso di vicinanza a chi di noi viene offeso, attaccato, minacciato, è un atto che non può non essere fatto. Al di là delle appartenenze politiche, dei colori, della vicinanza o meno,
chi di noi viene colpito in questo momento deve essere difeso e tutelato, e non solo da noi o dalla politica in generale, ma con piacere noto oggi dalla popolazione. Ci sono i ragazzi, ci sono le associazioni, c'è il popolo di Palma di Montechiaro in piazza per testimoniare la propria vicinanza a Stefano, e quindi noi siamo qui a fare il nostro dovere, è una cosa che sentiamo veramente. Sindaco, lei è stata tra i promotori di questa manifestazione che nonostante la pioggia è molto partecipata, segno di una solidarietà verso il vostro sindaco. Sì, non poteva essere diversamente, oggi più uniti che mai vicino al nostro sindaco, tutte le amministrazioni, forze dell'ordine, anche i sindaci vicini dei comuni limitrofi, oggi per manifestare contro ogni forma di violenza e intimidazione di questo genere. Noi diciamo no. Diciamo sì alla legalità, al modo in cui il sindaco finora ha agito con onestà e soprattutto con tanta legalità. Sindaco, una battuta veloce, anche Agrigento presente? Sì, Agrigento è presente, l'iniziativa è partita proprio da me quando è successo il fattaccio con il nostro collega Stefano Castellino. Penso che manifestare tutti insieme e dimostrare la nostra unione e lottare per la legalità, per la trasparenza, per l'incolumità anche di noi amministratori è fondamentale. Poi penso che ci sia, penso che siamo quasi tutti i sindaci della provincia, è un segnale forte che stiamo dando. Rappresento le famiglie dei ragazzi disabili, è un'associazione presente a Palma, siamo ben sostenuti da questa amministrazione e quindi abbiamo ben pensato di far sentire la nostra voce a sostegno del nostro sindaco, dell'amministrazione tutta, della cittadinanza sana di questo paese. Sì, anche Comitini oggi è presente a questa manifestazione per stringersi al sindaco Castellino per questi atti vili che sono conclusi nella sua persona. Speriamo che sia più presto si prendano i colpevoli e che la giustizia faccia il suo corso. Sì, siamo tutti qui riuniti, quindi adesso ci sarà un corteo in segno di solidarietà per questo sindaco, un sindaco che si è speso per la comunità a 360 gradi, che ha fatto di tutto per proiettare un'immagine di Palma di Montechiaro, un'immagine di rinascita come è stata negli ultimi anni con la sua amministrazione e con noi. Naturalmente atti come questi vanno condannati a tutto spiano sicuramente. Noi speriamo di dare un segno ancora una volta di una Palma che vuole cambiare, di una nuova immagine del nostro territorio. Il mondo della scuola si unisce in solidarietà e vicinanza al proprio sindaco Stefano Castellino. Questo è un atto dovuto non solo del mondo della scuola ma dell'intera comunità palmese e direi agrigentina. Questi atti vanno condannati con fermezza, sempre. Siamo qui a manifestare contro ogni forma di violenza e per sostenere il nostro paese. Cosa vuoi dire al sindaco di Palma di Montechiaro? Che deve essere forte. Siamo qui per protestare contro ogni forma di violenza che è stata attribuita al sindaco. E sicuramente lancia un messaggio di speranza e di pace, perché non possiamo tollerare certamente eventi come quello che è successo al nostro sindaco, per cui siamo tutti qui accanto a lui e vogliamo un po' esprimere quella che è l'esperienza anche di fede, ecco, di accompagnamento, e l'uno accanto all'altro, e questo vuole essere il nostro messaggio che lanciamo insieme a tutta la cittadinanza. Tanti giovani in piazza. Sì, tanti giovani, perché i giovani sono la speranza della nostra società, e se non puntiamo sui giovani e creiamo in loro una coscienza che sia una coscienza critica, capace anche di aiutare, ecco, a partire dalle istituzioni, dalla scuola, ecco, questi giovani non saranno mai giovani di nuove speranze, ma noi, ecco, siamo qui proprio per dire legalità, una testimonianza per la legalità. Che ha visto la protesta di un gruppo di agrigentini ieri innanzi al Palazzo Comunale di Agrigento, organizzata dall'Associazione Agrigento in Comune sul tema interesse pubblico. Rivendichiamo legalità, etica, trasparenza nelle scelte politiche. Vediamo.
Michele Sodano, parliamo di questa iniziativa oggi qui davanti il municipio, interesse pubblico, dice il manifesto, rivendichiamo legalità, etica e trasparenza nelle scelte politiche. Sì, esattamente, che sono dei principi basilari che la cittadinanza ha il diritto di rivendicare, ha il diritto di avere rassicurazioni da un comune, ma anche la voglia di costruire un Agrigento diversa, di avere visione. Noi dobbiamo pensare ad un futuro che sia libero da corruzione e da affarismo, e non è bello sapere che negli ultimi mesi ci sono stati degli arresti tremendi che riguardano proprio dirigenti del comune di Agrigento. Costruiamo una cultura democratica, creiamo comunità, diamo un esempio di un Agrigento diversa che rinnega chi abusa della cosa pubblica per i propri interessi. Concentriamoci invece più su un ruolo di un comune, è quello di garantire e di promuovere l'interesse collettivo, l'interesse pubblico, e da qui il nome della nostra manifestazione. C'è una cittadinanza che sta rispondendo proprio perché etica, trasparenza, legalità sono i pilastri di una città e di una società che funziona. Quindi penso di poter esprimere con soddisfazione il fatto che con tante realtà di Agrigento ci si possa unire e creare passo dopo passo questa importante cultura democratica che forse manca da più di 30 anni. Sono Virginie Berre, sono francese e sono venuta a vivere qui ad Agrigento 2 anni fa. Mio marito è di qui e vivevamo a Parigi e abbiamo deciso di cambiare vita, di dare una svolta alla nostra vita e di investire sul territorio agrigentino, perché personalmente a me piace tanto la Sicilia, mi piace tanto Agrigento. Ecco, tu partecipi a questa manifestazione per quale motivo? Perché sono parecchio indignata di come si vive qui. All'inizio ero parecchio depressa, devo dire la verità, quando ho iniziato a vivere qui, perché pensavo e tuttora penso che non c'è la cultura del bello ma c'è la cultura del brutto. E cosa intendo per il brutto? Intendo per mancanza di servizi, mancanza di controlli, difficoltà nel fare impresa. È faticoso vivere qua, vivere qui. Quello che per me risulta scontato perché è un diritto, qui diventa quasi straordinario quando non è così. In più non mi sento tutelata io personalmente dall'amministrazione, cioè a me sentire uno che è stato arrestato, cioè, mi sembra folle, è fantascienza per me. Segretario del PD presente a questo evento? Ci siamo perché è un momento di protesta, un momento di aggregazione, un momento di unità di forze che hanno condotto l'opposizione in questi mesi a livello sociale. È una cosa importante perché quello che è successo ad Agrigento negli ultimi giorni è qualcosa di gravissimo. Dirigenti e consulenti del comune indagati per reati molto gravi, corruzione, turbativa d'asta, voto di scambio politico-mafioso. E ci vuole chiarezza, bisogna fare chiarezza, non come dice il sindaco io ho fiducia nella magistratura, quella è una frase drammatica, non ha alcun significato, tutti abbiamo fiducia nella magistratura, ma il sindaco deve chiarire come ha funzionato in questi anni la macchina amministrativa, perché ha nominato una persona che era già stata condannata in appello per danno erariale, mi riferisco al dottor Di Giovanni, ed era già indagato per i fatti che riguardavano la gestione del servizio socio-sanitario. Per cui non si capisce com'è che sia stata nominata questa persona, non si capisce com'è che il sindaco abbia nominato 2 consulenti per il settore urbanistica presi da Catania, cosa c'entravano con il territorio agrigentino e perché prima si smantella l'ufficio del territorio qua ad Agrigento, l'ufficio che doveva occuparsi del piano regolatore, poi si prendono consulenti esterni ben pagati per fare che cosa, con quali finalità, segnalati da chi, per quale? A questo deve rispondere il sindaco e non vale che lui dica io sono come loro, io sono uno di loro, no signor sindaco, lei è uno che ha responsabilità, si assume le sue responsabilità, convochi la stampa, convochi i cittadini e dia risposte chiare. E adesso parliamo dell'aeroporto di Agrigento. Scende in campo l'onorevole Ida Carmina con un comunicato nel quale dice la procedura sul progetto aeroporto di Agrigento è entrata nella seconda fase. Lo studio di fattibilità è sotto studio del MIT guidato dal ministro Salvini. Attendiamo da 60 anni, dice, una modernizzazione infrastrutturale
elettorale, questo territorio non può ancora rimanere al palo. Ida Carmina, deputata nel Movimento 5 Stelle, commenta dunque positivamente le novità sull'iter di costruzione dello scalo aeroportuale agrigentino. Finalmente, dice, il Ministero delle Infrastrutture ha in mano il dossier sullo studio di fattibilità dell'opera, un obiettivo che da parlamentare, sottolinea, ho perseguito dall'inizio del mio mandato, come comprovato da una numerosa attività parlamentare in merito. I tecnici del Ministero, continua, stanno procedendo alla valutazione sullo studio di fattibilità di questa struttura. Siamo convinti, dice, che le giuste ragioni di un territorio che attende da decenni infrastrutture indispensabili per il suo sviluppo troveranno accoglimento al Ministero in capo al Ministro Salvini, e auspico che gli altri parlamentari agrigentini, conclude, specie se della Lega, partito cui fa capo il Ministro Salvini, si adoperino perché la risposta venga data presto e in senso favorevole e che l'aeroporto non diventi un mero oggetto di campagna elettorale. E adesso una pagina triste per la sanità agrigentina, quale cultura per la nostra sanità. Ieri c'è stato un impietoso servizio di È sempre carta bianca, la popolare trasmissione di Rete 4 condotta da Bianca Berlinguer, che ha consegnato purtroppo all'Italia intera una inclemente e tangibile immagine dell'ospedale di Agrigento. Dai bisogni Adesso primari parliamo della degli popolazione. autolavaggi di Agrigento in merito alle chiusure imposte o volontarie di numerosi impianti di autolavaggi in quanto privi delle necessarie autorizzazioni ambientali. L'Ufficio Ambiente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, considerata la delicata situazione al fine di favorire quanti stanno provvedendo a regolarizzare la propria attività, ha costituito un gruppo di lavoro per smaltire l'imprevista presentazione di numerose istanze. Trattandosi di un provvedimento complesso di autorizzazione unica ambientale nel quale sono coinvolti i comuni che esprimono appositi pareri in materia di scarico e impatto acustico, gli interessati possono attivarsi presentando apposita istanza tramite gli sportelli unici per le attività produttive competenti, istanze che devono essere corredate dai necessari pareri. Ed è tutto pronto per l'inaugurazione del Parco Livatino che avverrà il prossimo 9 maggio, una iniziativa fortemente voluta dal Conalpa per restituire dignità all'area nella quale insiste la stele del magistrato ucciso e anche nei dintorni, tramite la messa a dimora di piante che saranno comunque l'avvio di un più ampio progetto che vuole mettere e tenere viva al centro la figura del magistrato ucciso, di un'idea di legalità. Il servizio. Il giorno 9 maggio si inaugurerà questa nuova area in Contrada Casena, dove c'è il monumento al magistrato ucciso alla mafia Livatino, un lavoro sicuramente impegnativo. Ecco, ci parli di questo evento, come si svolgerà e quali sono in arte le cose che avete realizzato? Dopo aver chiesto la concessione all'ANAS di quasi 5.000 metri quadri, abbiamo presentato il progetto a tutte le autorità, al prefetto, al questore, al vescovo e alla città, pensando di avere una collaborazione sia con l'istituzione che con tutti i cittadini per portare avanti questo parco dell'amore, della memoria e dell'impegno. Quindi abbiamo prima bonificato tutta l'area, spazzatura, tutte le strade che sono tutte alluvionate, insomma era piene di detriti. Poi abbiamo incominciato a piantumare. A piantumare siamo arrivati a quasi 800 piante complessivamente, quindi ora iniziamo a curare queste piante e quindi il giorno 9 finalmente
facciamo questa inaugurazione alla presenza del prefetto, del vescovo che ci hanno assicurato la presenza e delle altre autorità cittadine. Ora speriamo che la città risponda, che si ricordi di questo martire per la giustizia e la fede che ci ha dato tanto a questa città e quindi poi dedicheremo le piante a tutte le vittime di mafia che ci sono all'Agrigentino. La prima pianta l'abbiamo dedicata al maresciallo Giuliano Guazzelli, la seconda la dedicheremo all'agente penitenziario trucidato. Quindi ora iniziamo sperando nella buona gestione e l'aiuto principalmente delle cittadine e delle istituzioni se vogliono aiutarci a mantenere questo parco. E ne abbiamo parlato già ieri. Il 25 aprile vedrà come scenario una manifestazione organizzata sia dalla prefettura che dai carabinieri di Agrigento a Siculiana, e la città si sta preparando in grande stile all'evento, ce lo dice il sindaco Zambito. La festa del 25 aprile si svolgerà a Siculiana, perché? Ma è una scelta intanto che la prefettura ha fatto e di cui noi siamo molto contenti e soddisfatti. Sicuramente è un momento molto importante, perché comunque festeggiare il 25 aprile è sempre una ricorrenza che è fondamentale per tutti i cittadini italiani, per la democrazia, per festeggiare questa Repubblica, e soprattutto è anche un momento di riflessione con un'attualità che ci pone oggi scenari di guerra molto forti e preoccupanti, e quindi anche un momento per dire che tutte le nazioni, tutti i popoli hanno la necessità di un 25 aprile, di un momento di liberazione, di apertura, di democrazia, e questo sarà l'appello che partirà da questa piazza. E quindi vi aspetto il 25 aprile a Siculiana per celebrare insieme a noi e a tutte le forze armate questo momento importante. Domani 25 aprile, festa della liberazione, siti archeologici e musei saranno aperti gratuitamente al pubblico. Si potrà entrare liberamente alla Valle dei Templi, al Museo Archeologico Griffo, alla Casa Natale di Pirandello, a Villa Romana di Punta Grande a Realmonte e anche presso il nuovo allestimento del Museo di Palazzo Panitteri a Sambuca. 25 aprile e ponti, ancora sul tema, perché saranno tanti a muoversi verso località di mare e città d'arte, e per la sicurezza sulle strade ci sono i consigli che vengono dall'ANAS, sentiamoli. Per i ponti di primavera c'è un piano ANAS di viabilità dal 25 aprile al 6 maggio che prevede lo stop a 564 cantieri. Sarà a bollino rosso nella mattinata di giovedì 25 aprile e nei pomeriggi di domenica 28 aprile e domenica 5 maggio per i rientri. Saranno impegnate 250 unità di personale tecnico e di esercizio con presidi delle aree dei cantieri inamovibili. La circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa domani, domenica 28 aprile, mercoledì 1 maggio e domenica 5 maggio dalle ore 9 alle ore 22. Tra gli itinerari preferiti saranno le grandi città d'arte e le località balneari. A causa delle condizioni meteo variabili dei prossimi giorni, come diramato dai bollettini della Protezione Civile, l'ANAS consiglia di informarsi prima di mettersi in viaggio, in particolare in caso di precipitazioni atmosferiche. Sostiene che è necessario ridurre la velocità e aumentare le distanze di sicurezza dagli altri veicoli, procedendo con la massima attenzione. ANAS, società del polo infrastrutturale del gruppo Ferrovie di Stato, ricorda: quando si guida e basta, nessuna distrazione, nessun alcol, nessuna droga, e conclude: fallo per la tua sicurezza e per quella degli altri.
E adesso qualche notizia di cronaca. Ricorderanno certamente questo viaggio, 4 studentesse agrigentine che hanno rubato cosmetici in un negozio di Madrid. Le ragazze erano in gita di istruzione nella capitale spagnola e sono state fermate dalla Polizia Nazionale dopo essere state notate da una commessa del negozio che le ha viste nascondere al di sotto dei loro giubbotti alcuni prodotti. La Polizia Nazionale è così intervenuta portando le 4 ragazze che in questo momento si erano staccate dall'intero gruppo in caserma. La merce sottratta è stata recuperata e restituita al negozio. E ancora ignoti malviventi nella notte tra domenica e lunedì sono riusciti a forzare la saracinesca di un magazzino della villa comunale di Ribera, trafugando attrezzi e materiali che erano custoditi all'interno del deposito. Sull'episodio indagini sono in corso. E poi ci spostiamo per un altro fatto di cronaca a Canicattì, dove una 36enne già nota alle forze dell'ordine è stata denunciata dai carabinieri della locale stazione perché a bordo di un'auto si è scagliata per ben 2 volte contro un veicolo parcheggiato. Alla donna sono stati contestati reati di stalking e ricettazione. Quest'ultima ipotesi viene mossa perché la Fiat Punto che guidava sarebbe risultata essere provento di furto. Alla base del gesto potrebbero esserci rancori e dissapori. La scena, ripresa con un cellulare, in breve tempo è diventata virale sui social. Break per la pubblicità, torniamo tra poco. Incontro di orientamento presso la Colimbetra tra i ragazzi dell'Istituto Gallo e il Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università degli Studi di Palermo. L'occasione ha fornito ai partecipanti l'opportunità di installare alcune casette che hanno lo scopo di incrementare e tutelare la biodiversità, un progetto sostenuto fortemente dalla dirigente Giovanna Pisano, che ha molto creduto nella necessità che i giovani possano crescere con forte consapevolezza della complessa tematica. Ringrazio l'Istituto Gallo che con la sezione distaccata di Porto Empedocle, in collaborazione con Unipa, ha deciso di portare avanti questo progetto di valorizzazione della biodiversità all'interno del Giardino della Colimbetra. Oggi posizioneremo con gli alunni che hanno lavorato a questo progetto, posizioneremo degli hotel per insetti impollinatori in alcune aree del giardino. Questo per favorire la crescita di colonie di insetti utili che quindi non danneggiano l'ambiente, e per raccontare ancora una volta l'importanza della tutela dell'ambiente, della biodiversità e quindi del paesaggio, della vita del pianeta. Oggi si conclude un progetto di alternanza scuola-lavoro particolarmente significativo per l'Istituto Gallo, perché ha permesso ai ragazzi, guidati dai loro professori e in collaborazione con l'Università di Palermo e con il FAI, che si prende cura in maniera sapiente di questo sito che è la Colimbetra, di realizzare un'attività, di costruire degli strumenti che realmente possono essere utili per la salvaguardia dell'ambiente e degli ecosistemi. I ragazzi hanno acquisito così delle competenze dal punto di vista pratico-operativo, ma abbiamo raggiunto importanti traguardi formativi perché i ragazzi hanno potuto riflettere e informarsi bene su quello che significa tutelare l'ambiente, tutelare l'ecosistema, salvaguardare il proprio territorio. Quindi questo è chiaramente un obiettivo molto alto che la scuola ha raggiunto oggi, e diciamolo pure, un altro obiettivo importante è quello di aver motivato tanto i ragazzi, di averli entusiasmati, di averli resi protagonisti e consapevoli di agire nell'ambiente scolastico per tutelare il territorio in cui vivono. Professoressa Malachini, e grazie a un progetto PNRR del Dipartimento di Scienze Agrarie e Alimentari
aree forestali in collaborazione con le scuole, e grazie al supporto di 2 esperti esterni che sono Sara Chiarello e Emanuele Leto, abbiamo progettato di fare questa camminata della biodiversità degli invertebrati, che sono un gruppo zoologico spesso sottostimato ma di grande importanza, perché forniscono molti servizi ecosistemici. Allora con i ragazzi abbiamo fatto online, gli abbiamo spiegato l'importanza degli insetti e che cosa faremo in campo. In campo oggi non solo metteremo degli hotel degli insetti che diciamo richiamano e possono essere ricovero per gli apoidei selvatici, ma anche per altri invertebrati tipo coccinellidi o alcuni rincoti eterotteri che vanno a cercare riparo. Questo in particolare è un hotel appunto degli insetti, poi abbiamo degli hotel delle api selvatiche e poi faremo dei transetti alla scoperta proprio della biodiversità che c'è in questo meraviglioso giardino, sia di lepidotteri, e i dati poi andranno a confluire in un database internazionale, sia per esempio di altri imenotteri o di imenotteri o di insetti che si fingono imenotteri, tipo alcuni sirfidi o alcuni bombilidi, che sono curiosi insetti che fanno finta di essere insetti pericolosi, fanno finta di essere vespe, invece in realtà sono importantissimi perché sono anche insetti utili, perché non solo sono impollinatori ma alle volte sono anche controllori di fitofagi dannosi in agricoltura e quindi magari dannosi per queste piante. Quindi a tutto tondo vogliamo fargli capire l'importanza degli invertebrati e degli insetti in particolare nel mantenimento dell'equilibrio di un ecosistema. E quindi ringrazio la direttrice di averci ospitato in questo luogo meraviglioso. Si è parlato ieri al Circolo Empedocleo di Agrigento della figura di Emanuele Macaluso, della sua vita e opere a 100 anni dalla sua nascita. Sulla importante figura hanno relazionato l'avvocato Enrico Quattrocchi e lo storico Settimio Biondi. Una figura politica come quella di Emanuele Macaluso, oggi se ne parla qui al Circolo Empedocleo, una figura storica anche del Partito Comunista Italiano. Tratta di rivedere e di illustrare, di far conoscere e anche valutare il pensiero e soprattutto l'impegno politico che ha saputo spendere e in particolare il modo come lui ha saputo riconoscere le vicende politiche siciliane e viverle le vicende politiche siciliane fin da ragazzo, perché la sua fu una scelta di vita. Aderì al Partito Comunista, che ancora il Partito Comunista era clandestino già nel 41, da giovanissimo, ma partecipò a tutte le lotte sociali, partecipò alle lotte dei contadini e del movimento contadino, conobbe anche tutte le sofferenze e gli impegni che mise anche nel dirigere il movimento operaio siciliano, che in particolare le lotte che vennero fatte dai zolfatai sia nella provincia di Caltanissetta sia qua, ma ebbe poi un grandissimo ruolo e a livello nelle istituzioni e a livello della regione e poi a livello nazionale. Fu vicinissimo a Togliatti, ma seppe sempre essere un uomo libero e sempre avere una grande personalità che lo portò qualche volta anche a scontrarsi all'interno del partito, ma erano praticamente le cose positive che poteva fare un uomo come lui. Credo che nel dopoguerra la personalità politica di maggiore rilievo che ha espresso la Sicilia sia proprio quella di Emanuele Macaluso. Io, in aggiunta a quello che potrà dire, vorrà dire più e meglio di me l'avvocato Quattrocchi, mi limiterò a collocare, ad inquadrare la figura di Macaluso all'interno della storia siciliana e comparativamente
anche all'interno di un rapporto con le personalità più spiccate dell'istituzione, della cultura del periodo. Quindi per cercare di allargare la conoscenza e renderla anche più vasta, più popolare, più interstiziale della figura di Macaluso, trovandone anche la base, la giustificazione storica. Questo mi limiterò a fare. È tutto pronto per il premio Ignazio Buttitta, sezione giovani, evento che ogni anno viene promosso dal Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Guicciardino. Oramai da diversi anni, dice, abbiamo voluto dedicare una serata esclusivamente alle scuole, in quanto la loro partecipazione al nostro concorso è veramente eccezionale come numero e come qualità degli elaborati presentati, dice Lina Urso Guicciardino. Una partecipazione e un interesse che evidenzia il rinato amore dei giovani per la lingua e la cultura siciliana. Un grazie particolare, sostiene la Guicciardino, va al lavoro svolto dai loro insegnanti, dai dirigenti scolastici in questo importante settore qual è la cultura siciliana. La cerimonia di premiazione quest'anno si terrà mercoledì 29 maggio presso l'Istituto Falcone Borsellino di Favara. Non ce la possono rubare più, che si sono già rubati 500 milioni sulle spallanze della collettività. Non solo Torre Faro, con questo slogan Spazio No Ponte decide di spostarsi anche nella zona sud della città di Messina, in quanto anch'essa sarà interessata da espropri e cantieri e dunque connessi disagi. Eppure tra le persone che abitano nei pressi sembra esserci ancora poca coscienza di ciò. Il comitato ha perciò deciso di lanciare una passeggiata No Ponte di sensibilizzazione a Contesse, proprio perché coinvolta negli eventuali espropri. Si è tenuta sabato 20 aprile alle ore 15:30 con concentramento nella piazza della scuola salvo d'acquisto del villaggio Unra. È poi partita la passeggiata No Ponte, che è arrivata sino a Contesse, passando per la via Marco Polo e la strada statale 114, sino a tornare allo stesso punto da cui era partita. È stato questo il percorso della manifestazione No Ponte, organizzata per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi della costruzione della grande opera. L'obiettivo, oltre a manifestare contro la prosecuzione dell'iter del ponte, era quello di aprire una discussione pubblica nella zona, essendo dopo Faro la più colpita dai cantieri. A Contesse è infatti previsto il secondo cantiere più grande legato al ponte sullo stretto, la nuova stazione ferroviaria con gli scavi per il collegamento sotterraneo dei binari che giungeranno a Torre Faro. Sarà proprio Contesse l'altra zona sottoposta a espropri e asservimenti. Durante la manifestazione ad ogni fermata veniva indicato cosa, secondo il progetto, potrebbe accadere in quel punto se l'iter del ponte sullo stretto venisse avviato. Non solo espropri, ma anche zone di servitù e cantieri per costruire la nuova stazione ferroviaria e le difficoltà e i disagi a vivere che dovrà subire chi rimarrà nel luogo. Presenti numerosi attivisti, ma alla manifestazione è stata massiccia anche la partecipazione degli abitanti della zona. Il movimento No Ponte però vuole e spera di coinvolgere ulteriormente nella lotta gli abitanti di questa parte della città, che sarà molto interessata dai lavori della grande opera, ma di cui finora si era poco discusso rispetto agli sviluppi che riguarderanno la zona di Capopeloro. E adesso una notizia di sport: si svolgerà il prossimo 28 di aprile la prima Gran Fondo Città di Favara di mountain bike, una gara agonistica che attraverserà la città e le zone di campagna per un totale di 42,80 km. Gli atleti partendo da Contrada Lucia e toccando tra gli altri luoghi salita Monte Malvizzo, discesa Malvizzo, Contrada Gelardo, Contrada Pirciata, Contrada Deli, Diga San Giovanni, Contrada Rocca Stefano e Piano Bisaccia, con arrivo in Piazza della Pace. Poi avranno lì un punto di raccolta degli atleti.
E qua si conclude il nostro telegiornale odierno. Noi vi ringraziamo per averci anche oggi seguito e vi ricordiamo che la nostra informazione potete seguirla sul 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20, alle 9 del mattino, o in tutta Italia sul 268 a Link TV locali e ancora in tutto il mondo sul nostro sito www.televideoagrigento.tv. A tutti un buon proseguimento di giornata e appuntamento alle prossime edizioni.